padovana a causa della variante inglese, chiusa anche una scuola dell'infanzia a Villa del Conte. A Carmignano di Brenta ha contagiato il parroco che domenica aveva celebrato la prima confessione. Una decina di ricoveri per il virus solo in mattinata al Cafoncello di Treviso, coda al Covid Point all'ex dogana a ridosso del ritorno in zona arancione e l'ospedale torna sotto pressione. Una petizione alla Commissione europea perché sospendi i brevetti sui vaccini anti-Covid e li renda un bene pubblico, l'iniziativa ribadita durante una manifestazione a Venezia. Interrogatorio di garanzia per Sergio Miglioranza, accusato del duplice omicidio della moglie e di un'amica nel rogo della sua casa a Paese nel Trevigiano. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una truffa online da parte di un sedicente funzionario di banca è costata ad un imprenditore veneziano quasi 100.000 euro. La polizia di Treviso ha denunciato 11 persone. Oggi 6 marzo si celebra la giornata mondiale dei giusti delle nazioni, tutti, non solo quelli che salvarono gli ebrei dalla Shoah. A Padova c'è un grande giardino che li ricorda al mondo. Buonasera, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Apriamo con l'emergenza coronavirus, partendo proprio dai dati delle ultime ore sul fronte contagi e ricoveri nella nostra regione, con il report di Azienda Zero che ci mostra 585 nuovi positivi nelle ultime ore rispetto al bollettino di questa mattina, numero che sale notevolmente se si valuta il dato complessivo delle 24 ore. Sono 1694 in Veneto i nuovi positivi, 8 le persone che hanno perso la vita per Covid nelle ultime ore nella nostra regione. Sul fronte ospedaliero sono 1201 le persone ricoverate in area non critica, 152 in terapia intensiva. E crescono dunque i contagi soprattutto e anche nell'Alta Padovana a causa della variante inglese. Dopo le scuole di Cittadella e di San Martino di Lupari, chiusa una scuola dell'infanzia a Villa del Conte. A Carmignano di Brenta invece contagiato il parroco che domenica aveva celebrato la prima confessione. 20 contagi in più al giorno, quota 91 raggiunta nella mattinata di sabato. Preoccupa la situazione di Carmignano di Brenta, come in generale di quest'area dell'Alta Padovana, dove da metà settimana sono chiuse 4 scuole tra San Martino di Lupari, Villa del Conte e Cittadella. Variante inglese, questo è il timore maggiore da parte delle autorità sanitarie, che hanno fatto il punto solo poche ore fa durante la conferenza dei sindaci con i primi cittadini interessati. Ci preoccupa il dato che riguarda anche la fascia dei minori, quindi un terzo dei casi positivi sono minori di 18 anni e quindi abbiamo da una parte attenzionato le nostre scuole e dall'altra abbiamo la difficoltà del tracciamento dei casi positivi ma soprattutto dei contatti. Tracciamenti difficili perché tra i contagiati di Carmignano c'è anche il parroco che domenica 28 febbraio ha celebrato la prima confessione di 60 ragazzi di quarta elementare. Tutti nei prossimi giorni saranno sottoposti al tampone molecolare. Il parroco, che ha presentato alcuni sintomi, per ora sta bene, occhi puntati soprattutto sulle scuole. Stiamo aspettando dalla Regione eventuali ulteriori provvedimenti che poi in ogni caso non riguardano solo la criticità di Carmignano, ma riguardano un po' tutta l'Alta Padovana. Quindi credo che anche la linea regionale possa essere quella di prendere ulteriori restrizioni che però riguardano tutta l'area. Intanto sui social il primo cittadino di Cittadella, dove venerdì pomeriggio, dopo settimane, sono tornate le code per i tamponi in zona industriale, lancia un appello per il fine settimana. Evitate le feste in casa, evitate i compleanni, evitate le cene con tanti amici, non è più il momento di scherzare. Abbiamo dovuto chiudere il liceo Caro e mettere in didattica a distanza i ragazzi appunto perché la situazione è preoccupante. Nelle prossime ore la Regione per l'area potrebbe prendere ulteriori decisioni. Nessuno auspica zone rosse, però se ci dovesse essere la necessità chiaramente dovremmo prendere in considerazione tutte le azioni possibili, prima di tutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini.
E per quanto riguarda i tamponi sui ragazzi di quarta elementare che hanno avuto il contatto con il parroco di Carmignano domenica scorsa, l'ULSS 6 li ha convocati tutti per domani mattina per effettuare il tampone molecolare. Una decina di ricoveri per il virus solo questa mattina al Cafoncello di Treviso, code al Covid Point all'ex dogana, a ridosso del ritorno in zona arancione torna la pressione negli ospedali della Marca. Anche stamattina 9 entrati in ospedale, tra cui molti giovani, 45enni, 50enni in ospedale a Treviso. Nuovo picco di accessi ieri e oggi ai Covid Point, code in dogana e al Cafoncello in 4 ore questa mattina 9 ricoveri, alcuni dei quali direttamente in pneumologia. La situazione, dice il direttore generale dell'ULSS, sta degenerando. È in sofferenza la pneumologia di Treviso, tanto che siamo costretti ovviamente a chiedere, ho già detto al direttore medico di Montebelluna, dottor Morgante, di aprire sostanzialmente anche Montebelluna, almeno intanto 20 posti letto e tenere disponibili in pneumologia qualche posto letto, perché effettivamente la situazione sta aumentando e questo così velocemente non ce l'aspettavamo. Il sequenziamento è in corso, ma l'alta contagiosità del virus porta dritto alla variante inglese. Ma sicuramente la variante inglese la sta facendo da padrona, perché è impossibile che in un tempo così breve riusciamo a trovare così tanti positivi, quindi grande preoccupazione e servizi sotto stress, soprattutto il servizio di igiene pubblica. Benazzi è arrabbiato con il mancato rispetto delle norme anticontagio. Se i nostri comportamenti, e dico di tutti, fossero stati diversi, avevamo ottenuto il giallo, stavamo andando benissimo, poi i comportamenti ovviamente non corretti ci hanno portato in area arancione. Sul fronte scuola si attendono le decisioni della prossima settimana. E casomai chiuderemo qualche classe in più, si chiuderà qualche scuola, ecco, non è che vogliamo dire vengano chiusi in toto tutte le scuole, però sicuramente da quando sono entrate in gioco le scuole superiori, quindi dai 15 ai 19 anni, effettivamente un peggioramento netto l'abbiamo avuto. Quanto ai vaccini, la Regione ha ingranato la quinta, conclude Benazzi, e anche nella Marca si conta di poter finalmente andare spediti. Dalla prossima settimana noi faremo 21.000 vaccini alla settimana e se arriverà ulteriori vaccini riusciremo ad arrivare anche a 30.000. Una petizione alla Commissione europea perché sospenda i brevetti sui vaccini anti-Covid e li renda un bene pubblico. L'iniziativa, che coinvolge tutto il continente, ha avuto una manifestazione anche a Venezia. È arrivata anche a Venezia. La campagna europea si chiama Nessun profitto sulla pandemia e oltre alle manifestazioni di sensibilizzazione si compone anche e soprattutto di una petizione online per chiedere che l'Unione Europea renda noti i costi di produzione e di contributi pubblici sui vaccini, faccia chiarezza sui contratti tra autorità pubbliche e aziende farmaceutiche e infine sospenda i brevetti dei vaccini anti-Covid rendendoli così un bene pubblico. La ricerca è stata compiuta con soldi pubblici, con molti soldi dell'Unione Europea, molti soldi di altri paesi, ma non solo questo. Io voglio ricordare quello che dice Salk quando scoprì il vaccino per la poliomielite. Disse: non si può brevettare il sole, la vita non può essere oggetto di brevetto, perché la logica del brevetto vuole che il profitto delle grandi multinazionali del farmaco prevalga sugli interessi e il bisogno di salute dei cittadini europei e a livello globale. A dare fuoco alle polveri è stata Manon Aubry, 31enne europarlamentare francese, co-presidente del gruppo parlamentare della sinistra unitaria europea, protagonista a Bruxelles di un infuocato intervento nel corso del quale ha tra l'altro sventolato davanti alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen uno dei pochi contratti sui vaccini resi pubblici, dove però prezzi, programma di consegne e clausole di responsabilità sono oscurati. Il sito della petizione online è noprofitonpandemic.eu. Che è molto importante perché l'11 marzo si decide in sede di WTO proprio sulla questione della proprietà dei brevetti e della sospensione della proprietà dei brevetti su richiesta di grandi paesi come l'India e il Sudafrica. Se non ci si vaccina in maniera massiva, non solo in Europa ma a livello globale, non usciremo da questa pandemia. E il pericolo è che se non ne usciamo a breve si profilino nuove varianti che possono essere molto più pericolose e molto più infettive.
Ultimo fine settimana in zona gialla prima del passaggio per il Veneto da lunedì in fascia arancione. Tanta la gente che ha affollato il centro storico di Padova, complice anche la bella giornata di sole. Confermati i provvedimenti già adottati dalla giunta Giordani, sotto osservazione in particolare Piazza Duomo. State godendo l'ultimo sole in centro, libere, tra virgolette? Esattamente, sì, facciamo una passeggiata, respiriamo un po' d'aria, cercando sempre ovviamente di rispettare quelle che sono le regole. Ultime giornate con il Veneto in fascia gialla e Padova si anima come ogni fine settimana di quanti approfittano del sole per una passeggiata tra le piazze del centro storico. Il rischio assembramenti è dietro l'angolo, per questo restano confermate sabato e domenica le ordinanze adottate dal Comune. Senso unico con direzione Prato della Valle Centro in via Roma, ritorno consigliato da via Barbarigo, via del Santo, chiusura dalle 14 alle 22 dell'Isola Memmia di Prato della Valle. In piazza Duomo, dove negli scorsi fine settimana si sono spostati numerosi gruppetti di giovani, scatta la sorveglianza di un'ottantina di agenti delle forze dell'ordine con la presenza anche di personale in borghese. Nel frattempo inizia il conto alla rovescia per la zona arancione. Purtroppo, non essendo capaci di autoregolarci, adesso ci tocca la zona arancione e quindi ci prendiamo la responsabilità delle conseguenze che facciamo. Tutti hanno bisogno di uscire, di andare in giro, sono stanchi sicuramente della situazione, però serve anche del buon senso, perché fra la zona arancione e la situazione di oggi credo ci sia una via di mezzo. Se le misure sono necessarie è giusto farle, però a questo punto io preferirei un lockdown totale, 3 settimane fatte bene, vaccinare più gente possibile, ammesso che arrivino questi vaccini, e poi sperare in una ripresa e aprire tutti. Pesante però la zona arancione ancora. Certo, penso pesante per tutti, pesante soprattutto per i giovani, perché comunque tutto a distanza, niente socialità. Interrogatorio di garanzia, siamo alla cronaca questa mattina per Sergio Miglioranza, il 70enne accusato del duplice omicidio della moglie di un'amica nel rogo della sua abitazione a Paese, nel Trevigiano. Tutto, secondo l'accusa, per intascare una polizza da 950.000 euro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Sergio Miglioranza, oggi davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Da ieri il 70enne si trova a Santabona con l'accusa di duplice omicidio aggravato, dopo essere stato prelevato nella casa del fratello di Borgo Capriolo, dove gli investigatori avrebbero trovato in uno dei mezzi di sua proprietà la polizza da 950.000 euro, probabile movente di tutta la vicenda. Questo è l'ultimo sviluppo del giallo che la notte tra il 9 e il 10 giugno scorso ha visto morire tra le fiamme di questa casa lungo la Feltrina Paese 2 donne. La moglie del Miglioranza, Franca Fava, di 68 anni, e l'amica di lei, Fiorella Sandri, di 74 anni. La figlia di quest'ultima, Martina, era stata tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incendio e oggi commenta così la svolta nelle indagini. Speravo che non fosse, perché conoscendolo non mi aveva mai dato motivazione di pensare qualcosa, di credere che potesse fare una cosa del genere. Penso che la maggior parte della gente non possa mai pensare che uno che conosci arrivi a dare un incendio a una casa per soldi con 2 persone dentro. Speravo fino all'ultimo che non fosse lui la causa vera e propria, voluta intendo ovviamente. I carabinieri mi hanno detto che praticamente hanno trovato vari inneschi, quindi di benzina, robe, quindi è stata una cosa proprio voluta. Che percepissi io qualcosa, mia mamma anche non mi ha mai segnalato niente, perché sono stata il sabato pomeriggio che sono andata a fargli la spesa perché lei non stava tanto bene, aveva la pressione bassa. E il martedì siamo sentiti al telefono, la sera che dopo, la sera che dopo è successo la notte, è successo il fatto, quindi non mi ha mai dato preavvisi o robe, quindi ho pensato che fosse tutto a posto. Ti aspetti di giustizia naturalmente a questo punto? Beh, quella sì, sicuramente. Non fatti di soldi o robe, però che il colpevole, in questo caso che sembra Sergio, che sia giustamente punito.
Un aggiornamento di cronaca dal Veronese. Un uomo di 35 anni di Vestananova è morto dopo essersi scontrato contro il furgone guidato dal fratello. La tragedia familiare è avvenuta a San Giovanni Ilarione, nel Veronese per l'appunto, lungo la provinciale 17. Il 35enne è morto all'istante. Poco prima nello stesso comune si era verificato un altro incidente con un motociclista residente a Roncà, rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un'auto. L'uomo è stato trasportato a Verona all'ospedale di Borgo Trento con l'elicottero del SUEM. Una truffa online è costata ad un imprenditore veneziano ma residente nel Trevigiano quasi 100.000 euro. La polizia di Treviso ha denunciato 11 persone. Ha ricevuto un SMS sul cellulare che lo informava di un anomalo accesso sul suo conto corrente bancario. Ha risposto ed è scattata la trappola. Un professionista 45enne veneziano ma residente a Treviso è finito nell'ennesima truffa online, ma questa volta ben architettata, alle spalle un'organizzazione. Sì, c'è un'organizzazione, purtroppo non è il solo caso di cui veniamo a conoscenza. In qualche modo si riesce a simulare un contatto da parte della banca e insomma, si provocano danni anche molto ingenti, come in questo caso, pur se parzialmente è stata recuperata il maltolto. In pratica la vittima, dopo il messaggio, ha contattato il numero verde dell'istituto creditizio. Dall'altra parte del telefono però c'era un fantomatico funzionario. Ignaro del raggiro, il 45enne si è connesso con quello che riteneva essere il sito ufficiale della banca, per poi, dopo aver seguito passo dopo passo le istruzioni dettategli dal finto operatore, interloquire via telefono con un sedicente funzionario dell'istituto di credito. In qualche modo si fa rilasciare le credenziali e poi può operare in questo modo, può effettuare delle disposizioni sul conto corrente dell'interessato. L'uomo in pratica, seguendo le istruzioni ricevute e fornendo dati riservati, ha posto in essere una serie di transizioni bancarie spalmate su diversi codici IBAN, parti delle quali andate a buon fine per un totale di 98.500 euro e parti invece fortunatamente respinte per circa 50.000 euro. Il professionista si è accorto di essere stato truffato al termine della telefonata dopo aver contattato il suo vero referente in banca. Al professionista non è rimasto che denunciare tutto alla questura. Le indagini hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 11 persone. Si tratta di italiani, molti dei quali pregiudicati. L'appello del questore. Il dubbio bisogna farselo venire, bisogna evitare di fare operazioni e chiedere riscontro a un contatto sicuro presso il proprio istituto bancario. Altra truffa al fisco, stavolta da 900.000 euro, sequestrati immobili e conti ad una coppia vicentina titolare di una ditta di vigilanza. Una maxi truffa di più di 900.000 euro ai danni dell'erario degli istituti previdenziali è stata smascherata dai militari della finanza berica. I responsabili sono due coniugi di 70 e 60 anni, amministratori di una società del Basso Vicentino che opera nel settore della vigilanza privata. Avrebbero compensato i propri debiti con crediti previdenziali fittizi di aziende inesistenti, cessate, fallite o prive di posizioni contributive utili. L'azienda, apparentemente in regola con il fisco, a partire dal 2019 fino a settembre 2020 avrebbe versato il debito verso l'erario e gli istituti previdenziali attraverso delle false compensazioni di imposte e contributi con crediti previdenziali di altre imprese, 14 sul territorio nazionale, ignare della frode in atto. Le Fiamme Gialle hanno anche appurato che la ditta presentava i modelli F24 tramite il sistema home banking e attraverso conti correnti intestati a una delle imprese coinvolte nel meccanismo fraudolento, sui quali però non esisteva delega ad operare. Per questo alla coppia sono stati sequestrati conti correnti e 2 immobili a Castagnero. Restiamo nel Vicentino con la tragedia che si è abbattuta sulla comunità di Romano Dezzelino. Lo leggiamo dal giornale di Vicenza, dove è morto il vice sindaco Lorenzo Zen. Un malore fatale durante una riunione ieri sera, e Romano Dezzelino piange il suo vice sindaco Lorenzo Zen, da sempre impegnato nel sociale. Vice sindaco, assessore al sociale, aveva 71 anni. Il malore l'ha colto durante una riunione. Le persone che erano con lui hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo
purtroppo non c'è stato nulla da fare. Numerosissimi nell'arco di poche ore i messaggi di cordoglio in calce. La tragica notizia, grande il dolore anche per il sindaco Simone Bontorin. Stasera è improvvisamente mancato il caro amico e vice sindaco Zen. Fino all'ultimo ha continuato a lavorare per Romano e per il futuro del nostro paese, mettendosi a servizio della comunità, in particolare di chi chiedeva una mano, afferma il sindaco. La sua scomparsa prematura lascia tutti noi senza parole. Un abbraccio alla famiglia, in particolare a Loredana e a tutti i numerosi collaboratori che ha incontrato nella sua fruttuosa esperienza lavorativa. Ci mancherai molto. Queste le parole del sindaco di Romano Dezzelino per la morte del vice sindaco Lorenzo Zen. Ci spostiamo a Venezia. È stata ribattezzata come la sfida tra Davide e il gigante Golia. È il braccio di ferro in atto tra gli attivisti e cittadini a tutela del verde e dall'altra parte Save, al centro del contendere oltre 200 alberi dell'aeroporto che rischiano di essere abbattuti per lasciar posto ad un grande parcheggio da quasi 1000 posti auto. Prima il corteo che ha bloccato il traffico lungo la Triestina alla rotonda dell'aeroporto Marco Polo. Poi la lunga catena umana, sempre a ridosso della rotatoria, accompagnata da cartelli e striscioni con slogan a tutela del verde e della salute pubblica. Non è discriminato, ha piccoli parti di o stesso di verde. C'era anche un papà con il bimbo neonato in carrozzina. Un centinaio tra attivisti, residenti e associazioni ambientaliste alla manifestazione contro l'abbattimento di 220 alberi tra pini marittimi, querce e noccioli e posti sul viale destro all'ingresso dello scalo aeroportuale per lasciar posto a 2 parcheggi che Save vorrebbe fare per 900 posti auto e previsti per tutta la durata dei lavori della TAV, parcheggi per i quali il Ministero dei Trasporti ha già dato il via libera. Vogliamo che Marchi la smetta di distruggere il verde che è stato piantato 50 anni fa, anzi 60 anni fa, per difendere la società tessera dagli inquinamenti, e invece lui sta facendo strage da 5 anni di migliaia di alberi. Questi sono gli ultimi 220 che rimangono, sono lecci, sono pini marittimi, sono noccioli, e vuol farci dei parcheggi che lui dice sono provvisori per i lavori che finiranno nel 2036, cioè ci sta veramente prendendo in giro. E se Michele Boato al solito non usa panegirici, altrettanto si può dire dei cartelli degli altri attivisti, uno su tutti, il più piccolo, eloquente e garbato: salviamo questa pineta. Per collegare l'aeroporto alla stazione di Mestre è sufficiente una normalissima linea ferroviaria, come fatto a Roma e come si sta facendo a Bergamo, propongono in coro le 20 associazioni del Verde. Con Save che replica: non ci sarà nessun parcheggio e nessun taglio di arbusti. Non è vero, echeggiano gli attivisti. Il 4 febbraio scorso è stata approvata in Consiglio Comunale la variante per realizzare una zona di sosta proprio qui, in via Triestina. Oggi 6 marzo si celebra la giornata mondiale dei giusti delle nazioni, ricordati a Padova in un grande giardino. Si può sempre dire un sì o un no, e l'uomo che mette la sua coscienza davanti alla violenza del potere e dell'autorità è un giusto delle nazioni. Sabato 6 marzo è la giornata mondiale per ricordare tutti i giusti. Qui siamo nel giardino dei giusti di Padova e vengono ricordati quelli della Shoah, altri giusti dell'ex Jugoslavia, del Ruanda, del genocidio degli armeni, perché i giusti, è giusto sottolineare, non sono una prerogativa solamente del mondo ebraico, anche se il mondo ebraico ha avuto la caratteristica e anche la lungimiranza di dare loro una veste legale e giuridica con Yad Vashem. I giusti ci saranno sempre, anche in futuro, perciò è importante che gli insegnanti parlino ai giovani di questa giornata. Anche il 6 di marzo deve cominciare a diventare una cosa importante, perché secondo me può dare anche modo alle scuole, alle classi, agli insegnanti di spiegare la storia anche raccontando tante piccole storie. Tante piccole storie sono importanti per concorrere a fare la grande storia, e in questo giardino ci sono targhe che ricordano personaggi veramente importanti e veramente incredibili che con le loro piccole e grandi azioni hanno contribuito a fare qualcosa di buono ed importante. A ricordare i giusti nel giardino, oltre alle steli con i loro nomi, per ognuno di loro è stato piantato un albero. Tra gli italiani, per il padovano Giorgio Perlasca, per il questore di Fiume Giovanni Palatucci, per Gino Bartali e anche per Carlo Angela, padre di Piero e nonno di Alberto.
Giusti e non eroi, perché del bene che fecero non parlarono con nessuno, fino a quando non furono le persone che aiutarono a farli conoscere al mondo. Franco Perlasca, figlio di un giusto, cosa pensa dei negazionisti della Shoah e degli aggressori via internet di Tullia Zevi? Non sanno nemmeno quello che è successo e mettono in dubbio cose che sono ampiamente successe e provate. Quindi cosa si può dire di queste persone? Solamente una grande vergogna la loro esistenza. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Il fronte perturbato causerà disturbi sulle regioni del centro-sud Italia. Sul nostro territorio ci attende invece una domenica 7 marzo caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra un contesto del tutto tranquillo. Avremo infatti un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione e non sono attese piogge. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche banco di nebbia in mattinata, locali addensamenti nelle ore pomeridiane. Temperature come vediamo stazionarie, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi all'incirca. Non cambia la situazione se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, sempre tanto sole, qualche annuvolamento ci sarà, ma insomma nulla di che. Temperature minime tra 0 e 2 gradi, massime invece sui 9-10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sole su tutti i settori, si mantiene buono dunque il tempo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.